È il momento del Super Frustino, la quarta semifinale che aggiungerà un nome quindi ai tre già qualificati: Mario Minopoli, Maurizio Cheli e Federico Esposito. Lo schieramento è NG Diesi, Exit RG, Elibro Dipa, Excellent Ban, Entrapment Call, Senza Griff in prima fila, Stelle Dark, Elomar e il Gatto Jet Esteban in seconda. In chiusura è favorito Esteban, numero 10, Lorenzo Baldi in sediolo. Corso comunque incerta, con tentativo in partenza di Senza Griff di assumere l'iniziativa. Senza Griff in poche battute va a condurre nei confronti di Elibro Dipa e di Engi Diesi. Subito al comando dunque Roberto Vecchione. Ha invece sbagliato Entrapment Call e Senza Griff la mette subito sul ritmo. 14,5 i primi 200. All'esterno c'è già Esteban, però seconda posizione per Elibro Dipa. Esteban numero che 1 Engi Diesi continua nella sua progressione, si porta in breve su Senza Griff, va ad attaccare, a ricevere strada in poco più di 400 metri, 31, estremamente deciso Lorenzo Baldi per andare su Senza Griff e sopravanzarla dopo 450 metri di gara, ed è lui il nuovo leader, il favorito. Completa i primi 600 in 45 secco da 1,15, con spesa comunque perché veniva dall'esterno numero 10. All'esterno intanto si cerca di farsi luce Elomar, che però non progredisce più di tanto. Ha sbagliato Exit RG, fuori corsa anche il Gatto Jet e Engi Diesi, nonché Entrapment Call. Intanto gli 800 in 59,8, con al comando sempre il favorito Esteban. In seconda posizione c'è Senza Griff, poi in terza Elibro Dipa. Non cambia nulla tatticamente, con Esteban che arriva al paletto dei 400 metri conclusivi con parziali in 14,8. Lo segue sempre da vicino e Senza Griff, che ora prova a spostare al suo esterno, e Senza Griff va su Esteban. Esteban in vantaggio a 250 dalla conclusione. Sprinta forte però il Senza Griff al suo esterno. Esteban cerca la difesa contro il Senza Griff, che insiste a centropista e si avvantaggia. Esteban prova ancora a replicare. Esteban ed il Senza Griff alle prese, con Senza Griff che nel finale passa e vince su Esteban. Terzo posto per Elibro Dipa. 1,15,3 ragguaglio conclusivo, con 37 a chiudere dopo 33 di penultimo quarto, e Senza Griff le azzecca tutte. Roberto Vecchione i primi 10 punti della serata, scatta veloce al comando, lascia sfilare Esteban ma poi lo piega di forza nelle battute conclusive. 6-10-3 l'ordine d'arrivo della seconda corsa al Savio, con Roberto Vecchione, Vincenzo Venezia al training per conto del signor Mariano Serafino. Correggo, Mariano Scafuto, e andiamo a rivedere le ultime battute e la bella affermazione di Senza Griff nei confronti di Esteban Elibro Dipa.